Stop del comune a bar e ristoranti nel centro storico veneziano. Saranno innalzati i criteri di qualità per concedere l'apertura di nuove attività che dovranno costituire un valore aggiunto per la città. Sono diventate un caso politico le multe da 66 euro ad un gruppo di ragazzini tra gli 11 e i 14 anni che giocavano a pallone in Campiello Pisani, il pentastellato Scano. I veneziani si ribellino. Sciocca Pellestrina è diventata virale sui social la foto scattata nella riserva di Caroman che ritrae un gabbiano reale morto attaccato alla struttura informativa. Il caso di Abdul Star, lo psicoterapeuta denunciato per abusi sessuali, l'ordine dei medici l'avrebbe radiato ma ancora non è arrivata la conferma. La piaga del lavoro nero è sempre più profonda nel veneziano, i dati del 2017 dimostrano un netto aumento, tra le cause l'abolizione dei voucher. Turista fa volare un drone sopra Palazzo Ducale, ad accorgersene i carabinieri del nucleo natanti che l'hanno sequestrato, non sapevo fosse vietato, la sua giustificazione. Da quando ha chiuso il cinema la sporcizia dilaga, qualcuno intervenga al più presto, la denuncia dei residenti di Corso del Popolo a Mestre stanchi di vivere nella sporcizia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. In primo piano questa sera lo stop del comune a bar e ristoranti del centro storico di Venezia. Saranno infatti innalzati i criteri di qualità per concedere l'apertura di nuove attività che dovranno costituire un valore aggiunto per la città. Sentiamo. La Giunta veneziana ha varato le modifiche al regolamento comunale allo scopo di limitare le nuove aperture di bar e ristoranti, in particolare nella città storica. Le modifiche arrivano a 5 anni dall'entrata in vigore del blocco di nuovi pubblici esercizi nelle 6 aree di tutela, che ha portato da un lato alle aperture selvagge di locali nelle aree libere e dall'altro alla proliferazione dei take-away in quelle interdette. Per questo motivo l'amministrazione aveva imposto alcune settimane fa il divieto per 3 anni di nuove aperture di rivendite di cibo per asporto, annunciando che non sarebbe stato l'ultimo provvedimento in materia di riorganizzazione della giungla del food a Venezia. Il pacchetto misura è un pacchetto complessivo, bisogna raggiungere gli obiettivi uno alla volta. Questo ce lo scriviamo come obiettivo raggiunto. Ora la Giunta ha mantenuto la parola con questo ulteriore provvedimento che dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale. Il nuovo regolamento prevede l'estensione dei limiti del 2012 all'intera città storica, con l'esclusione di Saccafisola, Santa Eufemia, Redentore e Tronchetto. La filosofia che ha ispirato le variazioni, spiega l'assessore comunale al turismo Paola Mar, è stata quella di prevedere una revisione dei criteri di qualità per l'insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande aperte al pubblico. I punteggi richiesti per le nuove aperture di bar e ristoranti saranno innalzati anche in alcune zone di Mestre. E dopo la stretta su bar e ristoranti da parte del Comune, in Regione il Partito Democratico chiede nuove e più stringenti regole anche sui bed and breakfast e gli affitti turistici. Un codice identificativo per tutte le strutture ricettive del Veneto, compresi affittacamere e bed and breakfast, per facilitare i controlli e assicurare il rispetto delle regole della libera concorrenza. La richiesta arriva dal Partito Democratico, che ha presentato a Palazzo Ferrofini una proposta di integrazione della legge regionale sul turismo per includere la schedatura di tutte le attività del settore extraalberghiero. La possibilità di andare a governare i flussi avendo un codice identificativo di tutte le strutture ricettive permette, sia in termini di sicurezza sia in termini di affidabilità e qualità del servizio, di dare una garanzia in più appunto a tutti quelli che vogliono venire in Veneto. Negli ultimi anni vi è stato un vero e proprio boom dell'extraalberghiero, rilevano dal PD, un fenomeno che non può essere lasciato all'autoregolamentazione ma deve essere governato. Secondo l'ufficio di statistica della Regione, gli alloggi privati a destinazione turistica sono più di 50.000, di cui oltre 30.000 nella sola Venezia. In alcune realtà, sostengono i democratici, la situazione è diventata oggettivamente pesante, cambiando il volto dei centri storici e compromettendo anche la qualità della vita dei residenti. Siamo assolutamente favorevoli ad un incremento continuo di questo settore e anche delle tipologie di attività che vengono messe a disposizione dei turisti. Avere un codice serve per avere un'omogeneità di registrazione, per poter avere un'omogeneità di controlli, per avere un'omogeneità di qualità rispetto al servizio che viene offerto a chi si rivolge all'interno della nostra regione.
Ed il Movimento 5 Stelle invita i veneziani a protestare con l'amministrazione comunale dopo la multa subita da alcuni ragazzini che giocavano a pallone in un campo a Venezia. Sentiamo. Come si sentiranno quei genitori che hanno ricevuto la multa perché il loro bambino di 10 anni stava giocando in un campo? Sono diventate un caso politico le multe da 66 euro a un gruppo di ragazzini tra gli 11 e i 14 anni che giocavano a pallone in Campiello Pisani, di fronte al Conservatorio di Venezia. Palleggiando il segno di protesta, il consigliere a 5 Stelle Davide Scano mette in relazione il crollo dei residenti nella città storica con l'entrata in vigore di regole e divieti sempre più severi contro le attività che i veneziani svolgono da sempre. Io vorrei ricordare che la norma che è stata utilizzata per sanzionare questi bambini e queste famiglie risale al 1987. Ebbene, negli anni 80 la popolazione nella sola Venezia era di quasi 100.000 abitanti. Ora siamo poco sopra i 50.000. Certo c'è la dinamica turistica, lo sappiamo, le case costano tanto, non c'è lavoro diverso dal turismo. Ma c'è anche un altro motivo. A Venezia si vive sempre più male. Per appunto il numero di turisti, ma anche per questi piccoli fatti. L'accanimento contro qualunque attività spontanea dei cittadini, accusano i grillini, sembra quasi rispondere a un disegno delle diverse amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 30 anni per creare una città sempre più a misura di turista, dove i residenti sono trattati ormai alla stregua di fastidiosi intrusi. Sono qui con un pallone proprio per segnalare a tutti i veneziani che questo può essere il simbolo della morte della città, ma anche della loro riscossa. Quindi veneziani, ma anche tutti i mestrini, alzatevi dalla vostra sedia e protestate con noi contro questo regolamento nuovo di polizia urbana che ripete queste norme liberticide e ne aggiunge molte altre. Ribelliamoci, perché il passo da qui alla città definitivamente parco tematico per turisti è brevissimo. Ed è mistero sugli autori e sul movente dell'orrendo gesto che ha sconvolto la popolazione di Pellestrina. Una mano misteriosa ha inchiodato nelle scorse ore la carcassa di un gabbiano al cartello d'ingresso della riserva naturale di Caroman. La foto del volatile è immediatamente diventata virale sui social network, accompagnata da centinaia di commenti indignati e da invocazione di pene esemplari nei confronti dei responsabili. La riserva naturale è gestita da Comune e Città Metropolitana in collaborazione con i volontari della LIPU. Si indaga sulle motivazioni del gesto, potrebbe trattarsi di un semplice scherzo per quanto pesante, ma anche di qualcosa di molto più inquietante. Torniamo ora a parlare del caso dello psicoterapeuta denunciato per abusi sessuali dalla trasmissione Le Iene. L'ordine dei medici lo avrebbe radiato, ma non è ancora arrivata la conferma. Sentiamo. L'ordine dei medici di Treviso avrebbe radiato Muhammad Abdustar, il medico 57enne di origini irachene immortalato dalle telecamere della trasmissione Le Iene mentre sembrava abusare sessualmente di una paziente durante una visita privata come psicoterapeuta nel suo studio mestrino. Non è però ancora arrivata una comunicazione ufficiale, come evidenzia il legale dell'uomo. Non c'è arrivata nessuna comunicazione, né all'assistito a mezzo PEC, che l'ho sentito stamattina dopo che ho visto l'articolo sul Gazzettino e mi ha detto non è arrivato nessuna comunicazione e ne è arrivata a me alcuna. Abdustar esercitava anche come medico di famiglia per l'Ulstre Serenissima fino alla decisione dell'azienda sanitaria di sospendere la convenzione in seguito all'esplosione del caso. Ma in passato aveva fatto base tra Vittorio Veneto e Belluno e da quel momento è sempre rimasto iscritto all'Ordine dei Medici di Treviso. Ecco perché è toccato a quest'ultimo portare avanti il procedimento disciplinare a suo carico. Ritengo sia assolutamente una sanzione sproporzionata e legittima, quella della radiazione, e quindi siamo intenzionati a proporre l'impugnazione. Da parte sua il medico continua a rigettare ogni tipo di accusa. Conferma quanto abbiamo già riferito in precedenza, quindi che c'è stato solo un rapporto consensuale, una volta sola nel suo ambulatorio, con una persona che non era suo paziente e fuori dall'orario
ricevimento di ambulatorio. Ecco. Adesso aspettiamo comunicazioni, ecco, di questo provvedimento, quindi impugneremo alla Commissione Sanitaria Centrale il provvedimento, anche perché già quanto abbiamo avuto modo di sentire anche in sede di collegio disciplinare dell'USL, già ci sono alcuni aspetti che vanno, diciamo, in senso contrario a quanto la signora aveva narrato in sede di intervista alle Iene. Quindi siamo, insomma, fiduciosi che tutta la situazione si chiarirà positivamente per il dottor Ablustar. I carabinieri del nucleo Natanti hanno sequestrato un drone che era stato visto volare su Palazzo Ducale e dirigersi verso il campanile per poi deviare verso la loggia della Basilica di San Marco. Dopo aver scrutato la massa dei turisti presente in piazza, i militari hanno individuato il pilota, un indiano residente a Londra, che è stato fermato ed individuato a far atterrare con ogni precauzione il velivolo. Portato in caserma, il turista ha affermato di essere ignaro della rigida normativa che regola il volo dei droni nei cieli italiani. Il piccolo velivolo, un quadricottero, è stato sequestrato. L'ultimo drone precipitato in piazza San Marco risale all'agosto del 2016, quando un turista americano ha perso il controllo del suo piccolo velivolo, schiantatosi poi al suolo tra i turisti che assemblavano gli spazi antistanti la basilica. Fortunatamente non c'erano state conseguenze. Parliamo ora di lavoro, perché il lavoro nero è aumentato nel veneziano, tra le cause anche l'abolizione dei voucher. Sentiamo. Nel 2017 noi abbiamo avuto, solamente per quanto riguarda il lavoro nero, 565 lavoratori in nero su aziende ispezionate 1300 circa, per cui per noi è un dato allarmante, perché si tratta questo solamente di lavoro nero, non di lavoratori irregolari perché non gli è stata corrisposta la retribuzione, ma di lavoratori diciamo fuori dal principio di legalità in maniera totale. A margine della conferenza sui controlli amministrativi nel quartiere Piave di Mestre dopo la retata del 10 luglio è stato fatto anche un focus sul lavoro nero nel veneziano, che, numeri alla mano, dimostra come sia aumentato il trend, in particolare per determinati settori. Il terziario, l'edilizia e l'agricoltura, dove diciamo, si concentrano maggiormente i nostri interventi ispettivi, senza anche altri settori che comunque noi monitoriamo sempre, come la metalmeccanica o piuttosto anche il manufatturiero. Secondo la responsabile dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia, anche l'abolizione dei voucher in alcuni settori è stata un fattore determinante che ha portato al conseguente sfruttamento dei lavoratori. I voucher sono stati aboliti, ma poi sono stati reintrodotti, ma ci sono difficoltà, diciamo, no? Nell'attivazione, perché ci sono vincoli più stringenti e quindi il lavoro nero sicuramente è aumentato in questo frangente, l'abbiamo notato. Il Veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l'obbligatorietà dei vaccini a livello territoriale a seconda dei diversi tassi di copertura regionale. Il modello in atto con successo in Veneto da 10 anni andava in questa direzione ed è a sua disposizione. Così oggi il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che continua: i nostri tassi di copertura sono alti e certificati da un'anagrafe vaccinale informatizzata ed unica, come giustamente evidenziato nella circolare ministeriale dei primi di luglio, dove si indicavano percorsi diversi a seconda che le regioni avessero o no un'anagrafe vaccinale. Il governo precedente ci aveva dipinto come incoscienti Novax, ma la realtà è sempre stata ben diversa, continua il governatore. Siamo assolutamente a favore dei vaccini come strumento di civiltà e di prevenzione rispetto a malattie gravissime, ma siamo anche convinti, dopo 10 anni di esperienza, che l'informazione, il dialogo, la valutazione di un percorso personalizzato condiviso tra sanitari e famiglie stiano uno strumento più incisivo, così conclude
il presidente della Regione del Veneto. Torniamo ora a parlare di scuola perché ci sarà un problema di presidi degli istituti scolastici per il prossimo anno. La denuncia è della CGIL. Sentiamo. Circa metà delle scuole della città metropolitana apriranno a settembre senza preside. Dei 98 dirigenti necessari ve ne sono disponibili appena 43 e il concorso avviato in questi giorni non permetterà a quanti lo supereranno di entrare in servizio prima di settembre 2019. Una situazione che i sindacati non esitano a definire drammatica. Una scuola ha bisogno di un proprio dirigente all'interno della scuola. Quando un dirigente deve occuparsi di 2 scuole è evidente che è a mezzo servizio. Poi le scuole che vengono date in reggenza sono scuole magari non conosciute dal dirigente, il quale impiega una serie di mesi per imparare a conoscerle e a questo punto l'anno scolastico è già a metà e quindi un grave disagio sia per gli insegnanti e sia per le famiglie e gli alunni. Se nel veneziano la situazione è sull'orlo del collasso, i problemi sono pesanti anche nel resto della regione, dove su circa 600 scuole mancano almeno 200 presidi. Una situazione che parte da lontano, spiegano dalla CGIL, e che ha diverse ragioni, in parte comuni a tutte le regioni del nord. Quello che è certo è che un nuovo concorso andava bandito almeno 5 anni fa. Molte volte i dirigenti scolastici che vengono assunti sono prevalentemente del sud, che dopo qualche anno rientrano al sud e lasciano scoperte. È la stessa cosa che succede un po' anche per gli insegnanti. Gli insegnanti infatti mancano molto di più al nord che non al sud. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi subito dopo la nostra rubrica Lo dico ad Antenna. Tra poco. Test. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Spazio ora alla rubrica Lo dico ad Antenna, le vostre segnalazioni. Andiamo questa sera a Mestre, in Corso del Popolo. I residenti denunciano da quando il cinema ha chiuso la sporcizia dilaga, qualcuno intervenga. Sentiamo. Si siedono di tutti, sporcano e non puliscono mai, questo sì, perché noi abitiamo qui ed se lei osserva la sporcizia da qui al cinema devono venire a pulire. Adesso io non so chi siano i proprietari, però devono venire a pulire come puliscono le strade, come puliscono tutti. Mozziconi di sigarette, liquidi appiccicosi lasciati seccare, cartacce e addirittura un sacchetto di spazzatura. Siamo in Corso del Popolo, zona centrale di Mestre, di cui nessuno sembra preoccuparsi, secondo quanto denunciano molti cittadini. Da quando il cinema Corso qui in Corso del Popolo ha chiuso, questa è la situazione di sporcizia, di degrado e spesso durante gli orari serali anche di bivacco con cui i residenti devono convivere. Loro puliscono d'inverno perché magari c'è qualche teatro, manifestazione, qualcosa e poi basta. Adesso è estate e quindi adesso è ancora pulito, vedrà fra un mese come sarà. In effetti, soprattutto nelle giornate più calde e afose, l'aria diventa irrespirabile a causa del forte odore. E quando è caldo arriva un odore che ti fa male. Cioè, secondo me si sa quale amano gli animali, sanno che i cani marchiano il loro territorio, cioè non hanno che scampa a pipì, cioè lo fai apposito lasciarlo lì, poi lo porti in casa poi sono anziani, sono bambini. Bisognerebbe sicuramente fare qualcosa. E torniamo a parlare di lavoro ed economia. Le imprese del veneziano, settore turistico in primis, sono ripartiti. A dirlo sono i dati diffusi questa mattina dalla Camera di Commercio. Nell'ultimo anno nella provincia di Venezia le imprese sono aumentate del 5% per quanto riguarda il totale delle localizzazioni, ma negli ultimi 2 anni c'è un miglioramento anche per quanto riguarda le sedi di impresa. L'economia del veneziano dunque sembra essere ripartita. Lo rende noto il cruscotto delta lagunare, la pubblicazione elaborata dall'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che monitora i principali indicatori congiunturali del territorio relativi alla struttura produttiva e al movimento anagrafico delle imprese. Vediamo dei miglioramenti un po' su tutti i settori legati ai servizi.
mentre continuano a esserci dei segnali negativi nell'ambito dell'agricoltura, dove le imprese familiari tendono a chiudere, e anche in altri settori delle costruzioni. Anche il dato sul mercato del lavoro è positivo, abbiamo un abbassamento dei tassi di disoccupazione, però c'è il saldo fra assunzioni e cessazioni nell'anno 2017 è positivo, non è positivo per i contratti a tempo indeterminato, quindi c'è una prevalenza invece dei contratti o di somministrazione o a tempo determinato. Le osservazioni sui cambiamenti degli stili di vita e dei consumi tra la popolazione e le imprese mettono in luce due driver fondamentali per la crescita del sistema, ovvero la digitalizzazione e l'attenzione all'ambiente. Questo perché ormai il 98% dispone di un accesso ultralarga, sulla banda ultralarga, però solamente alcuni lo usano come dispositivo di lavoro. Da un dato, l'e-commerce è solo al 13%. Chiedono grandissima formazione sia per loro che per i loro dipendenti. Uno sguardo ora alla programmazione, torna subito dopo i TG 20:10. Questa sera ospite in studio l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, sottosegretario all'economia. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per la cortese attenzione che ci avete dedicato. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole ma con qualche disturbo pomeridiano. Vediamo il dettaglio di venerdì 20. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida mattinata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi in locale estensione alle medio-alte pianure. Temperature minime tra 18 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 20 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia col passare delle ore saranno possibili degli acquazzoni un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi circa. Valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.